sere ben chiataz con Novis. Si è azzovato dalla facoltà di Noris quindi Dmitry Traikov, l'imprenditore bulgaro di 61 anni, incolpato di aver coppato domenica di sera in tal terribile incidente stradale sull'autostrada a 20 volte gli due cugini Jessica Fragasso e Sara Rizzotto. Traikov, che cumuola in prigione a Udin, di mattina ha partecipato all'udienza di convalide dall'arresto. Si spiete per usgnot una decisione in merito salvarà di restare siarati in prigione o sal potrà essere trasferita agli arresti domiciliari. Gli avvocati hanno contato di aver avuto una grande difficoltà a comunicare col bulgaro che è confusionata e un'evore provata per ciò che è succeduto. E all'estate fatta al dopo di misdì a Chiasteons di strada il funerale di Lorenzo Parelli, il giovane di 18 anni, era stato coppato dalla sua ultima di stage all'Aussà di Pavia di Udine. Il corpo del giovane è stato accompagnato fin davanti dalla Glese dai suoi amici, in moto, in scooter. La grande passione di Lorenzo, centenari le persone che hanno partecipato alla cerimonia e che hanno sconosciuto ascoltare la funzione stante sul sagrato per il rispetto dai limiti di questi dentro dalla Glese. A son cutuardis, muars colpe dal Covid-19 in Friuli Venezia Giulia e tali ultimi 24 ore. Di questi, un uomo di 66 anni di Trieste e una femmina di 101 di Spilimberg. Arresti in so dal limite dalla zona rosse gli terapis intensivis e che altri saris medicis gli primis con 41 pazienti e gli secondis con 490 volte. A son di bot 3.500 gli nuove infezioni saltati sfurdi, 10.389 tampons molecolari e 18.371 testi svelti antigenici. A Cressing a 63.000 persone che sono in questo momento in isolamento. Più di 80 i casi registrati dal sistema sanitario regionale in tune giornate. I numeri dimostrano una flessione dai casi di nuove infezioni e si va in davanti così che di disdì sovari una diminuzione della pressione dagli ospedali. A dirlo a lei il vicepresidente regionale Riccardo Riccardi dopo una riunione con i dirigenti delle aziende sanitarie Giuliano Isontina. Il tasso di infezione tra i non vaccinati è quasi 3 volte più alto di che i vaccinati e la differenza è cresce anche in modi più se si chiale ai ricoversi in ospedale e tali terapie intensive. E in grazie dalla vaccina, a Siere Riccardi, il numero dei morti è calato dal 65% rispetto all'anno passato. E è finita con una condanna a 4 mesi di reclusione, 4.000 euro di multa e 3.500 euro di risarcimento, un procedimento penale contro di 2 cittadini italiani chiatati colpevoli di aver portato dentro dalla Slovacchia 7 chianuzi separati dalla Mari, portati in Italia in maniera illegale, pronti per essere venduti attraverso avvisi online. Il Corpo Forestale della Regione aveva sequestrato gli sbesteuti e denunziati 2 uomini per maltrattamenti e per traffico illecito. E domani il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, farà il giuramento e i discorsi in Parlamento. Ho domandato al Presidente del Consiglio regionale Piero Mauro Zanin e al Segretario regionale del Partito Democratico Cristiano Sciaurli c'è che si spietin dal Presidente Mattarella. Domani il Presidente Mattarella tinerà il suo discorso. C'è vino di aspettarsi? Vino di aspettarsi sicuramente una posizione del Presidente che al sancisce in qualche modo il ruolo fondamentale delle politiche, perché la scelta della sua presidenza è stata una scelta che è venuta fuori dai parlamentari, dai grandi elettori, perché i leaders dei partiti hanno in qualche modo fallito, perché non hanno chiatato una linea comune.
Il Presidente Mattarella sicuramente lancerà in qualche modo una continuità in riferimento al governo presieduto da Draghi, una continuità che ha 10 di tranquillità per il Paese in un momento difficile che non si combatte contro la pandemia, ma anche che ha tali soluzioni per risolvere il problema economico e sociale che il nostro Inter sta vivendo. Quindi io credo che sia in qualche modo un punto di partenza per cui la politica e i partiti hanno di riflettere per che ha una soluzione che sia al futuro, una soluzione clara che i cittadini sapere in cui scelgi per governare il paese. Quindi io credo che insomma sia un punto di partenza. Quindi aspettarsi, e io si convinco che sarà così, l'assunzione di un mandato plan, di una banda e di che altre bande, secondo me, è rimandare ad oggi l'impegno per le priorità che il Paese ha in questo momento, che sono i muori sul posto di lavoro, e il mese di gennaio è stato il piede dagli ultimi science, e sono il rincaro dei bolletti, e sono una crescita economica che non ha di lasciare da urlente. Va bene che crescono le imprese, ma io spero che comincino a sentire crescita anche gli operai, gli insegnanti, i piccoli commercianti. No, ovvero un paese di tornare a far partire. Io credo che Mattarella dirà a tutto il Parlamento che le priorità in questo momento e insieme a Draghi come bisogna mettersi a lavorare per fare come che. Cioè, non viene fuori la politica di questa elezione? Ma io penso come fuori il paese. Allora è rientrato con Mattarella e Mario Draghi, all'IES con Mattarella e Mario Draghi. E io credo che all'IES bene. Non vengono guadagnati bene le comunità europee, come tutti i tabani di PNRR. Ma vengono visati che chi bene sono arrivati per autorevolezza, per capacità e per credibilità che l'Italia ha guadagnato in Europa. E l'ha guadagnata grazie a Mattarella, grazie a David Sassoli, che riguardi anche lui, grazie a persone che hanno ridato forza al paese. Che forza è anche mo e come torniamo veramente a lavorare per i cittadini, per le imprese, per il sistema Italia. E è stata intitolata al puer Alessandro Talotti la sala riunions dal CONI dentro dal Stadi Friul a Udin. Voi di mattina il presidente regionale Giorgio Brandolin ha distaponato une targhe in memoria dal saltador di 40 anni morte colpe d'un tumore al mese di mai passate. Una maniera per ricordare la grandezza, non dome atletiche, ma anche umane di Alessandro, alla contata il presidente Brandolin. All'estate cheste il primo momento alla giornata dedicata a Udin Jump Development, la manifestazione di salti in alto volute con forze proprio da Talotti. Gli sgaris si sono fatti dentro dal Palabernes di Udin. E a continui i lavori per la terza corsia sulle autostrade acquatriche come ha interessi in la prima parte dal secondo lot, Jenfri, Puart e Alvisopui. Dopo vierta il traffico, il nuovo sorepassa dal gruppo stradale di Puart e buttato giù il vecchio Puint, come i cantieri sono da ora concentrarsi sulla preparazione dagli nuovi bis in entrate e in essude dall'aria venastai sulle rampi che collegano la A4 e la A20 Talagnot Jenfri Ioibe Vinars, massime qui Calvendi Vignese diretta con Eano a Puart, al Varadi La Fura, al Casel di San Stin di Livence, perché l'autostrada venirà si arade per permetti agli operaris di muoversi. E domani fieste di San Blas, il Sant Protettor della Gole. E Udin si prepara a festeggiare, a celebrare la ricorrenza con un grande avvenimento in domo, come che nos conte il sindaco di Udin, Pietro Fontanini. San Blas è un santo di nostra tradizione, si lava di frussa, fa si benedì la gola con gli stiandelis, come questa tradizione è venuta un po' un mancul, però il comune di Udin, insieme anche alla parrocchia del Domo, e lo ricordarlo. E allora io di sera, a volte miege in Domo, ho sintarin un po' le tradizioni di queste sante, devose dal professor Floromo, insieme a lui farà un discorso anche il plevan, Monsignor Nobile, e dopo ascoltare un po' di musica. E sono i giovani Philharmonics Furlans che ci faranno ascoltare musiche e anche i due organisti che suoneranno i due
organi sbattenti, così che sono in domo, quindi una serata di musiche e anche per ricordare una tradizione che i viene mancul, ma che però tanti si riguardi, le benedizioni de gole per le feste di San Blas. E anche per usgnot alle dut si torna a vio di domani a Nuf mancul vince. Mandi.